Si sentono traditi dall'amministrazione comunale i commercianti di via Atenea per il motivo che le sfilate non passano la domenica mattina per la via più importante cittadina. E quanto ci hanno dichiarato alcuni di loro in rappresentanza degli altri colleghi stamani. Gli operatori commerciali di via Atenea chiedono un incontro con gli organizzatori per trovare una giusta soluzione al problema. Il problema è quello che dopo 75 anni di passaggio dei gruppi folcloristici nel corso della via Atenea non ci possiamo assolutamente sentire dire che non è in sicurezza. Noi siamo delle persone che lavoriamo seriamente, il nostro pane esce da qui, quindi non accettiamo assolutamente che ci venga vietato questo diritto nel lavorare, perché questo loro ci stanno proprio tagliando le gambe nel lavorare, perché quando loro non fanno passare i gruppi folcloristici nella via Atenea praticamente ne piange i ristoranti, ne piangono i bar, ne piangiamo anche noi, attività commerciali che siamo sempre stati qua la domenica a lavorare, quindi che si faccia qualcosa e che si dia una mossa a questa via Atenea che stanno facendo di tutto per farla morire perché è un decesso, e qui c'è l'album dei ricordi dei nostri genitori e c'è l'album dei ricordi nostri che siamo cresciuti in questo corso e che amiamo tantissimo. Quello che vorrei dire io, perché mi hanno dato come scusante motivi di sicurezza, ma qua sta sembrando che i motivi di sicurezza sono a giorni alterni, perché se i motivi di sicurezza deve valere per tutte le manifestazioni, dovrebbero valere anche per la fiaccolata, che per giunta è un orario serale e non diurno. Qua sta sembrando che la via Atenea deve presa come ad esempio per tutte le cose negative della città, e invece noi che siamo i commercianti della via Atenea e che diamo un'importanza a questo territorio, un'importanza commerciale e industriale, siamo sempre messi alla berlina da parte di tutti, soprattutto dell'amministrazione. Se noi chiudessimo tutte le nostre attività, credo che Agrigento farebbe la fine di Termini Imerese quando ha chiuso la Fiat, perché noi non abbiamo industrie, ma abbiamo il commercio, e questa è la via principale commerciale della via Atenea. Se dopo si vogliono creare altri indotti commerciali ad Agrigento a scapito della via Atenea, che lo dicano chiaramente. Noi chiediamo un incontro, però un incontro a parti uguali, non che noi dobbiamo essere sempre subalterni all'amministrazione, perché l'amministrazione, qualunque essa sia, dai consiglieri comunali sia di opposizione che di maggioranza, gli assessori sono stati votati dai cittadini, sono stati messi lì da noi, e per questo devono anche sentire le nostre dimostranze alla pari, perché ognuno di noi abbiamo pari dignità, non siamo subalterni a nessuno. Questa è la prima volta che succede una cosa del genere, o meglio, non è la prima volta. L'anno scorso parzialmente era successo questa cosa, avevano bypassato la via Atenea facendoli salire da via Vela e facendoli scendere da via Porcello. Ora io dico, o cambiamo via con le nostre attività, o loro cercano di continuare a fare quello che si è fatto sempre negli ultimi 100 anni di storia di questa città. Basta, poi il resto hanno detto tutti i miei colleghi, perciò non penso che ci sia altro da dire.